Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme scopriremo alcune delle piante spontanee che crescono nei nostri prati. Una specie vegetale spontanea è una pianta che cresce o nei prati o nei campi incolti e non ha bisogno dell'uomo sia per crescere che per riprodursi. Non ha bisogno di essere seminata, non ha bisogno di essere concimata, ma semplicemente sfrutta l'azione degli elementi naturali come acqua, luce, il sole, il vento e i minerali presenti nel terreno. Questo è il tarassaco, o anche chiamato dente di leone oppure soffione. Insieme alla pratolina appartiene alla famiglia delle asteracee, quindi quello giallo che vediamo non è un solo fiore ma è un capolino, cioè un insieme di tanti piccoli fiori. È una specie molto presente nei nostri prati spontanei ed è molto gradita dalle api poiché contiene sia molto nettare che molto polline, quindi viene visitata molto dagli insetti impollinatori. È anche una specie commestibile, le sue foglie possono essere consumate sia crude che cotte per preparare insalate o per aromatizzare qualche altro piatto. Questo è un esemplare appartenente al genere Veronica. Sono anche chiamati occhi della Madonna, sono piante erbacee di piccole dimensioni con un portamento prostrato, quindi sono appoggiate al suolo. Hanno dei fiori anch'essi di piccole dimensioni con colori che possono variare dal blu all'azzurrino, bianco o violetto. Sono fiori a 5 petali, noi ne vediamo 4 perché 2 di essi sono fusi insieme. Sono piante che possono essere facilmente scambiate con un altro genere, il genere Myosotis, quelli che vengono comunemente chiamati non ti scordar di me. Se però li osserviamo da vicino ci accorgiamo che non ti scordar di me ha un portamento decisamente diverso, è più eretto e non è strisciante e ha dei fiori molto più piccoli, anche questi possono essere o blu o rosa o violetti, però in questo caso la corolla è chiaramente formata da 5 petali distinti. Sia la Veronica che il Myosotis, ma anche il tarassaco, essendo proprio delle specie spontanee nei nostri climi, nei nostri ambienti, possono essere facilmente anche coltivate in un vaso. Potete o reperirle in un vivaio oppure prendere una piccola piantina da un prato, senza ovviamente rompere la radice, e trapiantarla in un vaso. Sono piante rustiche, resistenti, hanno bisogno di pochissime cure e quindi sono anche facili da coltivare. Ecco qui il risultato, questi sono i nostri cartellini botanici per poter conservare le parti delle nostre piante spontanee dei prati. Se anche voi volete condividere un piccolo angolo di natura del vostro giardino o che si vede dal vostro balcone, potete caricare il video o la foto su Facebook oppure su Instagram usando gli hashtag Associazione Battito Dali e Osserva il Battito. Ci vediamo alla prossima storia!